Cari telespettatori, rieccoci insieme. Questa volta, come vi avevo promesso, puntiamo l'accento sull'agricoltura, l'agricoltura del nostro territorio, su un settore alti e bassi, bassi e alti. Insomma, vediamo un pochettino, ci sono anche aspetti positivi, non tutto è negativo, poi cerchiamo anche le possibili soluzioni. Tanti di voi ci hanno già scritto, noi come sempre gireremo le vostre domande, anzi farò le domande direttamente agli interlocutori qualificati. Questa volta, come potete immaginare, abbiamo il direttore della CIA di Padova, Maurizio Antonini, nonché direttore CIA Veneto, per cui può rispondere con competenza anche a tutti quelli che sono fuori dal territorio padovano, che tante volte ci fanno l'osservazione. Ben arrivato qui con noi. Buongiorno ai nostri telespettatori e buongiorno a lei. Allora, direttore, ci sono diverse situazioni che si sono configurate, un panorama in continuo divenire, perché poi esce un DPCM, non si sa dove si va a parare e ovviamente anche voi vi muovete un po' così. Allora, partiamo dagli aspetti positivi, dai, diamo un po' di notizie positive. Una straordinaria produzione di olio d'oliva per quest'anno, quindi sembra anche che sia di buona qualità, adesso mi racconterà lei, che fa ben sperare. Non era così l'anno scorso, un più a 2 cifre addirittura, cosa avete, un più 80 e rotti per cento se non sbaglio, no? Sì, più 80% rispetto all'anno scorso, anche perché l'anno scorso è stato proprio veramente un debacle per quanto riguarda l'olio e quindi le malattie fungine che hanno ricevuto i nostri olivicoltori. Quindi oggi, con una stagione bellissima come quella di quest'anno, si è avuto grandi produzioni di olio e soprattutto olio di qualità, ma non solo, abbiamo avuto buone produzioni anche sul reparto vitivinicolo e anche su quello floricoltura e anche sui seminativi. Quindi diciamo, vari settori, quindi diciamo che oggi, con meno della cimice asiatica che avevamo l'anno scorso, che ci ha provocato grandi danni e ci hanno creato grosse difficoltà delle produzioni, oggi invece abbiamo buone produzioni ma soprattutto di qualità e quindi noi oggi siamo molto contenti di come è andata la stagione. Ecco, lei si è accennato alla cimice asiatica, ma non era stata arginata con la zanzara, non mi ricordo come si chiama, zanzara killer? La Vespa Samurai, non è stata sicuramente debellata. La Vespa Samurai è un intervento che è stato fatto sempre a livello biologico, perché poi la Vespa è comunque un insetto che incide direttamente nelle uova della cimice asiatica. È stata fatta prima una sperimentazione, poi c'è stata l'autorizzazione quest'anno, però per avere i propri frutti e quindi per avere una diminuzione della cimice dobbiamo aspettare ancora qualche anno, anche se già quest'anno si è avuto una riduzione degli attacchi della cimice, soprattutto nei momenti in cui la frutticoltura e anche il mais sono andati, diciamo, a produzione, e quindi in quei momenti particolari, diciamo, abbiamo avuto attacchi minori e quindi siamo stati graziati. Andando bene, per adesso sono da segnali positivi questo intervento sanificatore. Assolutamente sì, è un intervento anche, tra l'altro, ricordo, di biologico e quindi non con l'utilizzo dei pesticidi, esatto, che è un elemento per noi molto gravoso per l'agricoltura, perché noi sappiamo che quando si interviene con pesticidi si interviene anche sulle vespe, ma si interviene anche sulle api, e quindi le api per noi è anche un elemento, sono impollinatori, quindi per noi sono elementi e animali che vanno per l'agricoltura un elemento determinante, quindi per noi le api sono veramente dei fattori importantissimi per i nostri agricoltori, quindi meno uso che facciamo di pesticidi, meno incidiamo anche nella vita delle api, che per noi diventa importante. Torno un po' prima al discorso, perché effettivamente è significativo, dell'olio d'oliva. Il nostro olio d'oliva, quindi vabbè, non stiamo parlando soltanto di Veneto, ma anche quella zona degli Eugani, che caratteristiche ha di prodotto e poi a quanto bisognerebbe trovarlo al litro, pagarlo insomma al litro, perché questa domanda lei sa benissimo che non è casuale. Questa domanda non è casuale, fa bene farla, nel senso che noi, a parte nel Padovano, abbiamo circa 400 ettari di olio, che soprattutto nell'area dei colli, un olio che ha una qualità enorme, in quanto con bassa acidità e quindi con caratteristiche organolettiche eccellenti. Infatti viene utilizzato nelle varie cucine, ma anche nelle varie diete alimentari. Quindi un olio estremamente importante, come tra l'altro molto importante l'olio in generale del nostro Veneto. Oggi quanto può costare un litro d'olio d'oliva del nostro territorio? Beh, meno di
9-10 euro al litro non si deve acquistare, evidentemente se ha meno soldi qualcosa c'è di strano e quindi per noi oggi il prezzo è quello nel nostro Chiaro, olio. Perfetto. È arrivato un messaggio prima di nostro telespettatore, vediamo se dalla regia ce lo possono rimettere in onda così lo leggiamo anche a lei. Ogni anno vado a prendermi l'olio direttamente al frantoio di Val Nogaredo, spero di riuscire a farlo anche quest'anno, DPCM permettendo. Spero di Val sì, Nogaredo è l'olio di Val Nogaredo è una zona di colli, quindi è un frantoio molto conosciuto nel territorio insieme a altri 5-6 frantoi nel territorio e quindi molto riconosciuto anche per la qualità e la genuinità dei prodotti che loro utilizzano, come del resto tutti i nostri frantoi, quindi sarebbe importante che i nostri consumatori andassero direttamente nelle aziende, nei frantoi ad acquistare l'olio d'oliva, perché la vendita diretta, la vendita dal produttore al consumatore penso che sia la chiave di svolta anche per dare un certo valore alla produzione, per dare un valore però ai nostri agricoltori. Ecco, giusto per dare un'informazione tecnica, se la sa, perché non me l'aspetto, cioè non è l'esperto di olio, se no sarebbe tutto allora. Ma l'olio nuovo quando lo si trova? A dicembre? Beh, già in questo momento, già adesso c'è. Già oggi si può andare tranquillamente nei nostri frantoi e danno la possibilità di utilizzare l'olio. Ah, quindi c'è già l'olio, questa è una buona notizia, quindi già ci si può andare approfittando nelle more di un DPCM, speriamo di no, mamma mia, più restrittivo. Diciamo che quest'anno è stata anticipata di 15-20 giorni la raccolta, ecco, e quindi anche per questo abbiamo la possibilità oggi di dare anche l'olio nuovo, l'olio buono, insomma. E lei parlava anche di vino? Che è andata bene come... sicuramente abbiamo avuto una riduzione delle produzioni circa del 10%, però di pari passo abbiamo avuto un aumento della qualità del vino e quindi l'aumento alcolico del vino stesso, e quindi abbiamo una qualità importante. Abbiamo avuto una riduzione da una parte ma una grande qualità dall'altra, e quindi questo ci fa ben sperare per la vendita del nostro vino, soprattutto nel nostro territorio. Ecco, qualche altra produzione che diceva che è andata bene, se non sbaglio era anche la patata di Anguillara, la zona delle patate dolci. Noi abbiamo la patata America che è tra Anguillara e Stroppari, abbiamo circa un centinaio di ettari, insomma, di questo prodotto di grande eccellenza, di grande peculiarità del nostro territorio padovano. Abbiamo tante volte cercato anche di valorizzarla con un marchio specifico, non ci siamo mai riusciti perché è sempre molto difficile poi adoperarsi per la qualità dei nostri prodotti anche a livello europeo, però ecco, la patata America e quindi la patata di Stroppari e Anguillara è un'eccellenza del nostro territorio, e anche in quel caso abbiamo avuto grandi produzioni, siamo molto contenti per la produzione. Avete idea dell'olio appena spremuto? Quel colore di un verde intenso, una cosa che non avrei mai immaginato abituato al giallognolo dei supermercati, anche il sapore un'altra cosa, quello senza dubbio. Io aggiungerei il sapore e soprattutto l'ambiente in cui quest'olio viene fatto, cioè noi oggi parliamo di olio, ma se parliamo anche di viticoltura, se parliamo anche della patata America, se parliamo anche del territorio, noi dobbiamo legare sempre più i nostri prodotti con l'ambiente e quel territorio che ci circonda, perché facendo così valorizziamo i prodotti, valorizziamo l'ambiente, valorizziamo anche il turismo, quindi agricoltura e turismo enogastronomico è una chiave di svolta anche in questo caso per la valorizzazione dei nostri prodotti e per dare la possibilità ai nostri agricoltori di avere un reddito maggiore. Il turismo dopo lo affrontiamo, il capitolo, che è una parola che ad alcuni fa venire l'orticaria. C'è un messaggio perché richiede una precisazione. Questo messaggio era anche una mail che mi era arrivata tempo fa, perché questo, ecco, adesso vediamo. Odio le cimici ma odio anche le vespe. Allora, quando si parla di Vespa Samurai, e lì ho ricevuto un paio di mail dai nostri telespettatori dicendo continuate a pubblicizzare, a parlare bene di questa Vespa Samurai, ma le vespe sono pericolose, le vespe... In realtà, forse il termine è un moscerino, la parola vespa è vero che in genere, anch'io all'inizio pensavo un vespone di quelli terrificanti, ho detto mamma mia, adesso invece che i cimici in casa innocui mi troverò la vespa, e invece no, che cos'è? È un moscerino. È un moscerino, tra l'altro senza pungiglione, perché comunque, voglio dire, non crea nessun problema all'uomo e quindi a noi, ma crea direttamente problema alla cimice, nel senso che succhia direttamente le uova della cimice e quindi per questo è antagonista alla cimice.
Direttore, non le danno tregua a tutti i messaggi che arrivano, per cui gli rispondiamo. Scusate, ma io compro dell'ottimo olio Evo in Puglia dal Trappeto a 6 euro e vi garantisco che è ottimo. Bene, sono contento per lui, nel senso che sicuramente ci sono anche altri olli con più produzione, probabilmente quindi hanno la possibilità di andare nel mercato in maniera più economica. La domanda specifica che lei mi ha fatto, quanto costa l'olio di Padovano, soprattutto quello del Veneto, ecco, io penso che questo è il costo che noi abbiamo della produzione nel produrre un litro d'olio, come per produrre un litro di latte che costa 39 centesimi, quando però andiamo al supermercato magari lo troviamo, o meglio il supermercato lo compra con molto meno e quindi a noi ci viene pagato a 35 centesimi al litro, e quindi anche in questi casi dobbiamo sempre valorizzare la produzione e valorizzare la tipicità. Ecco, io penso che sulla questione dell'olio dobbiamo sempre stare molto attenti, ma soprattutto nel momento in cui io vado dal produttore a comprare l'olio, io penso che già là abbiamo la qualità della produzione e la qualità anche del prodotto. Sì, ecco, poi appunto dipende, come dice lei, anche dalle zone d'Italia dove viene prodotto, ci sono magari costi all'origine minori. Ieri avete parlato di ottimismo e mi fa piacere sentire il vostro ospite cavalcare questo sentimento. Beato lui, io ho paura del prossimo futuro e spero di sbagliarmi. Noi abbiamo cominciato con l'ottimismo, certo, anche con lei, perché dobbiamo cercare di vedere anche gli aspetti positivi delle cose e quello che va bene, non parlare solo di quello che va male. Ma guardi, oggi sentivamo prima in questi giorni la situazione che sta sempre più evolvendo e quindi la difficoltà che tutti noi abbiamo. Noi dobbiamo dire ai nostri consumatori, ai nostri cittadini, ai nostri concittadini che l'agricoltura c'è, gli agricoltori ci sono. Stanno lavorando al 100% per produrre dei prodotti di qualità, prodotti ottimi, e quindi per essere insieme ad affrontare tutti insieme questa grande sfida che deve avere un'unica comunità. L'agricoltura oggi farà la sua parte, sta facendo la sua parte, e quindi pensiamo che questo sia il segnale che noi dobbiamo dare ai nostri cittadini e ai nostri concittadini. Assolutamente. Allora, dopo vediamo anche altri aspetti, perché lei mi ha accennato, appunto, l'ho buttata là non a caso, il prezzo dell'olio d'oliva, poi lei ha accennato il prezzo del latte, insomma c'è una grossissima speculazione tra il prezzo che viene pagato agli agricoltori, ai produttori, e quello che poi viene proposto in vendita al consumatore finale, che francamente in questo periodo non ne avrebbe bisogno di questi prezzacci, soprattutto per prodotti di stagione. A questo proposito tantissime segnalazioni ci sono pervenute con delle individuazioni ben precise di prodotti e anche di rivenditori. Noi non faremo i nomi naturalmente, risponderemo a questo perché questa è una segnalazione anche da parte della CIA. Allora, andiamo in pubblicità qualche secondo, così dopo abbiamo tempo da dedicare e di approfondire questo tema.